Bellati, la Lega sigla l'accordo con Brugnaro, quali punti d'incontro? I punti di incontro sono una decina circa, diciamo è tutto il programma che condividiamo ovviamente, ma abbiamo dato priorità e prevalenza soprattutto dal punto della sicurezza, che interessa moltissimo la Lega, il sociale, sappiamo i tagli che sono stati ahimè operati nell'ultimo periodo anche per colpa delle amministrazioni precedenti per arrivare a un bilancio in pareggio. Poi noi vogliamo un'amministrazione più trasparente, vogliamo la possibilità che il cittadino possa intervenire direttamente anche con proteste, vogliamo per esempio la possibilità che ci sia la denuncia anonima nel caso che ci siano cose che non funzionano anche all'interno della stessa pubblica amministrazione. Vogliamo tutelare il personale, ma vogliamo tutelare chi ha merito, chi lavora bene. Vogliamo una città metropolitana democratica, quindi vogliamo il sindaco metropolitano eletto, è una cosa per noi fondamentale. Vogliamo i fondi europei. Noi siamo diventati una città molto provinciale, adesso dobbiamo tornare ad essere la città del mondo. Venezia è un patrimonio dell'umanità, deve tornarlo ad essere. Vogliamo lo statuto speciale, anche questo è un punto fondamentale. Statuto speciale sia a livello nazionale, come possono essere altre realtà che abbiamo in Italia, Trento, Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, ma anche europeo, che questa è una grande novità che vorremmo portare avanti, sempre nell'ottica di una città integrata nel mondo e non solo nel Veneto e non solo in Italia.